Ogni anno sempre lo stesso problema. Inizia la stagione della molitura delle olive e iniziano i problemi per i nostri fiumi e per il nostro mare. È quanto da tempo dichiara, denuncia e documenta l'associazione ambientalista Mare Amico con in testa Claudio Lombardo, che quest'anno ha anche chiamato la trasmissione Le Iene per sollevare il caso. Adesso arriva anche un'interpellanza da parte dei deputati regionali del Movimento 5 Stelle, presentata al Presidente della Regione Rosario Crocetta e all'assessore Croce, con cui chiedono maggiori controlli nei frantoi oleari ed inoltre chiedono di sapere cosa la Regione Sicilia intenda fare il prossimo anno per prevenire questo fenomeno. E ancora aggiungono i 5 Stelle, le acque di vegetazione hanno un potenziale inquinamento che è di 100 volte superiore a quello delle fogne e per tale motivo non possono essere immesse nei depuratori né essere scaricate nei valloni, nei territori e nei fiumi, poiché provocano sottrazione di ossigeno alle acque che li ricevono e quindi conseguentemente, concludono i 5 Stelle, provocano gravissimi danni alla flora e alla fauna ittica. E da un inquinamento ad un altro, a denunciare ancora l'associazione ambientalista Mare Amico. Ci spostiamo ad Agrigento, sulla spiaggia della Villa Pertini a San Leone, dove il pozzetto di Chiara Mare Amico sversa liquami ogni volta che si verificano piogge abbondanti. Liquami che inevitabilmente finiscono in mare. Per Mare Amico, se lo scoppio della fogna avviene quando piove, è evidente che avviene un ingresso di acque meteoriche nelle condotte fognarie della rete che confluiscono a San Leone. Per questo motivo, Mare Amico chiede al sindaco di Agrigento Lillo Firetto, massima autorità sanitaria locale, dal capo dell'ufficio tecnico, massimo dirigente responsabile della rete acque bianche e meteoriche, cosa hanno fatto e cosa intendono fare affinché si risolva questo atavico sversamento di liquami. Ed ancora conclude Mare Amico, ricordiamo che al momento su quel tratto di mare esiste un divieto di balneazione emesso nell'anno 2014 dal sindaco pro tempore e mai revocato, a cui si è aggiunto nel 2015 un sequestro da parte della Procura della Repubblica a seguito del guasto dell'impianto di sollevamento liquami di Viale delle Viole, che determinò il più grave inquinamento ambientale degli ultimi anni nel territorio di San Leone.